io che ora, sto qui non t'avvia la zappetta e l'ora di Giuga. E l'ora non parla. Perché è l'ora di... Zabianton. Allora giochiamo insieme. Saluta, buonasera a tutti, ringrazio di essere con noi, non t'avvia stella, felice di ritrovare il Paduga insieme ai Sabientoni. Auguriamo le squadre di stasera che conosciamo di dia, bene bene ra, quello giorno, bene 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 ra, a squadra Allegri, a salute, Maria Antonia e Anaïs, tutto va bene? Vabbè. Va, avete già giocato con noi, ci rammentate appena quali setti? Dunque, siamo all'associo Allegri, siamo un associo studiante all'Università di Corsica in cultura e lingua spagnola e il nostro scopo è di unire il più gente possibile in giro a questa promozione all'interno dell'Università di Corsica. Allora, abbiamo imparato una parola di più, poi l'ultima volta abbiamo imparato là e stasera là, che tal? Hola, ¿qué tal? Simo de travail, Simo de travail. Bastia in piazza di noi, ti la gioca contro l'amici di Ueccio Porto di Bastia. Salutiamo Sauveur, Ludo, Jean-Louis. Salute. Dunque, amici bastiaci. Amici di Ueccio di Ueccio Porto in Bastia. Dunque, per rappresentare appena questo logo, ci conosciamo di voi a Zidellina, dunque siamo gulati per giocare. E per passare no, se ti farati per giocare, se ti farati, no? E dopo siamo gulati, dopo siamo gulati. Di sicuro, un corpo di Vizzavona ma non va di già, a gioco. Allora, vi spiegare una cosa. Tant que Bastia sera au nord, tant qu'Ajaccio sera au sud, on montera au nord, on descendra au sud. È detta. Culeremo stasera. Bon, in tutti i casi, a pure dire, è il più bello garruglio di Bastia, di Corsica. Senza discussione. Non c'è un cueccio portuario, c'è un mica male. Abidico. Moyen. Je dis ce que je veux. Salutiamo a me Sabientona, a me Patrizia, Catacega, salute. Piuttosto Bastia o Ajaccio per conto vostro? On dico un'onda. Dopo, sapete, i telespettatori non li piace mica che non abbiamo partito per uno o per l'altra gita. Siamo corsi e basta, soprattutto ora. Chi c'è una sola collettività, dunque... Hai capito, doit avoir des origines suisses. A qua in bocca. Allez, giochiamo a raffica. Allora, avete già giocato con noi, dunque sapete a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, mettete mani nel tuo fondo, sapete, il primo che picchia è lui che risponde, rispondete bene e pigliate 20 punti e un facciamo un'onda. Prima domanda. A Nanta Chicarudio, a Iacino, a gente faccia un passeveno chiamato di noi 5 a 7 in Ajaccio. Allora, a Nanta Chicarudio. Sono mica da Ajaccio, ma fa un corso Napoleone. Eh oui, con Napoleon. Di sicuro, risposta una. Vostro corso Napoleone di a nostra traversa Bastiaccia. Ma come che lo chiamavano il 5 a 7? A chi ne so perché il 5 a 7? Perché in continente il 5 a 7 non è mica stessa affare. No. Perché a sortire noi dobbiamo lavorare da 5 ore e poi dopo si viene tutti, culemo, valemo. Fine, dirà qui, il logo dove lo giri a esse. Gli anni 50, sì, negli anni 70, va. Un'altra. Cerchiamo un uomo di cineasta italiano, ha realizzato i film La Dolce Vita, Intervista o La Nave Va. Fellini. Federico Fellini, risposta 1. E Patrizia, quando si parla di questi film, si parla di canzoni di noi. E abbiamo fatto una canzone, abbiamo composto una canzone nata un testo di Jacopo Mugliere che si chiama La Nave Va e che dia un omaggio a Fellini. Come lo faccio? La Nave Va? Nave Va face la nave fantasia, ma Fellini a camera si biuda.
O dos sguardos è spinto, ma il sumina ganta, ballerina da strada, salti belle viure, che io vilmo sbugina, e la nave va, eccetera, eccetera. Sa fa tutto, brava. Continuiamo. Chi è un nome francese di un famoso pancolo che i bonifazzini che chiamano o di rosso o di tu rosso? In francese. Grain de sable. Ah, conoscete il tonaccio di noi, Il Grain de sable, che sta buono. Allora, Bareghi è una certebica, non so mica se le bera perché mi stuneria quantunque, mica come in de noi quando li si lampavano da Gulona, eccetera. Bareghi giovano ti si lampavano da su scoglio, qui, da su dio grosso, per far bene uso coraggio e seduce così e zidelle. Ecco, un nome ora di sto paese d'Africa di un ordo, in dove si trovano le città di Tripoli, Bengasi, Tobruk. Libia, a Libia. No, rido perché ho visto Antonia che... Ragazzi, mi ha avuto tempo, ça va? E questa Antonia? Risposta una. L'ultima domanda di Sarafica. Chi città Balanina è famosa per la sua piazza di Gannone e il suo mercato coperto? Calvi. Isola Ross. Isola Ross? No, gli ho detto Calvi. Isola Ross. On dit no, allez. Grazie all'onestà di Udo. Potete ringraziarlo, Quando tu colpi mica i punti. No. La piazza di Cannoni che era un posto Isola Rosa. abbastanza apprezzato dalle armate di Baoli perché era un punto d'acqua dunque all'interno di Agida e un mercato che si dà 21 colonne e che è classificato monumento storico dagli anni 90. Allora, potete salutare il fair play di amici di Uveggio Porto perché hanno 80 punti invece di 100 e avete sempre 0 punti per avanti. Merci. Giochiamo a varia via, allez. A varia via una domanda, 3 possibilità di rispondere a sapete, rispondete bene così pigliate 20 punti, vi sbagliate vi gacciamo. I 20 punti li regaliamo all'altra squadra, vi faccio una domanda e poi Patrizia, 3 proposte e ora cominciamo con la squadra Allegria, pa 20 punti. Chi è il cognome di un cantatore Antoine Garotte? Allora, Antoine Garotte, di Antoine Ciosi, Tony Toga o allora Michel Mallory? Tony Toga. Hein? Tony Toga. Bah, oh, donc, moi je dis bravo, Bravo. Conoscete a Tony Toga, bravo. Due parole a Tony Toga, Patrizia? Tony Toga è sparito, non è tanto, ma è stato ha marcato la musica corsa perché aveva una voce tremenda, ma è stato in un autore componitore, ha cantato non so quanto le canzoni e di sicuro quando noi cantiamo fortunato pensiamo a lui. Allez, continuiamo. L'amico di Uveggio Porto di Bastiglia. Che città di un paese vasco è associata con le veste di San Firmino? San Firmino, Saint-Firmin, tra Pamplona, Bilbao o San Sebastiano. La ville du Pays Basque associée aux fêtes de Saint-Firmin. Pampelune, Bilbao, San Sebastiano. Ouais. Toi, tu les chevaux dans les rues. Ouais. Voilà. Allez, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Pamplune. Conosciuto di noi di uso famoso Parom Pompon. Alors, Pamplune. N'importe che, Laurent. N'importe che. Ma la risposta è una, quanto vuoi. È buona. È a terza più grande festa di un mondo, di un mondo che lo c'è. Poi sappiamo che qua là ci sono le feste con i dori di noi, eccetera.
suo paese allegri. E la domanda di Ubalò cascananta a voi. È così. Chi calciatore tedesco era cognomato le Kaiser? Tra Franz Beckenbauer, Gerd Müller o Lothar Matthaus. Ludo Asa, subito via. La une. Li piace un Parce que Ubalò. c'est le nom, mais... Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthaus. Ouais, Beckenbauer. Ouais. Baba, tire en pleine lucarne, risposta una. Allora, ti vuoi dire due parole, non da Beckenbauer? Giocava Ubalò. Era proprio forte, Un tedesco, dunque Tercano di Ubalò. Dunque Laurent, parla di Neoighi o Conosco Ubalò, appena. Beckenbauer. Ludo conosce Beckenbauer. Ah, Marigo non ha mica Gioca in Darreto, libero. Gioca libero e anche giocato una mesa finale contro l'Italia, mi pare, con Racciurotto. E poi è stato campione del mondo in 74, anche a RFA all'epoca, l'Allemagne dell'Ouest. E poi dopo l'hai detto, il braccio in sciarpa ha continuato a giocare quantunque. Franz Beckenbauer. L'ultima domanda di Savariavia. Qual è che ha fatto costruire il canale di Agraona che portava l'acqua sino a Ajaccio? Tra Allora, sarà Napoleone I, Ascagno Cuneo d'Ornano o allora Napoleone III. ce fameux canal de la Graona qui a amené l'eau à Ajaccio grâce à Napoléon Ier, Ascagne et Cuneo d'Ornano ou Napoléon III. Allez, dis-le. Sappiamo mica mesmo da Broa seconda proposta. Ascagne e Cuneo d'Ornano. Che Napoleon ha fatto Orso, a Grotta, il resto. Cuneo d'Ornano no, da un parco che ha usato nome in Ajaccio, c'era Napoleon III. Napoleone III, per via che Ajaccio si sviluppava e che aveva bisogno di una rete d'acqua più importante, dunque ha fatto costruire su canale con 24 acquedotti. E Ascagne e Cuneo d'Ornano è stato un mere d'Ajaccio in 1830. Allora, 80 punti, 60 punti quantunque. Giochiamo a trappola. Allez, a trappola, su momento noi impariamo tutte le sere anche le trappole e ora cominciamo con quella di a squadra Allegri. Allora, se li rispondono bene a Zapetti, pigliano i 40 punti e se una nemica risposta, ripigliate voi i 20 punti. Vi andiamo appena. Chi è la capitale di un paese basco? Chi è la capitale di un paese basco? Ouais, mais basque. Non, c'est pas Spagnolo? Francese. Chi è la capitale di un paese basco? A Se vi Gabidale. posso aiutare. Spagna, c'è Bilbao. C'è San Sebastian. Un peu À part Bilbao, Allora. Bilbao, il a le club de foot qui prend que des cas. Ditemi qualcosa. Bilbao. Bilbao. Che dice problema a Pampelune, no? Vittoria, Gasteiz. Vittoria in due deciso le istituzioni più importanti politiche da poi il 1980 c'è un governo giusto appunto di un paese basco. Dunque, no, non avete mica presi i punti. Allora, tocca a noi. Hop là. Era Vittoria, hein? Vittoria. Gasteiz. Oui, enfin. Ouais, Ouais, voilà, qualcosa grossa. à peu près, quoi. Allora, domanda bastiaccia. Dindo avene un nome gittata di un dragon. La jetée du dragon. Dindo avene suo nome. Tout ça vient. Bene di Bastiglia, perché di in Bastiglia. D'où ça vient? C'est la ville ou... J'en sais rien. Ouais, je pensais pourquoi. Per chi a chiamani così, a gittata di un dragon in Bastiglia. È difficile a tempo.
Tu voulais essayer Bastia, tu pas appelé. Non, Mais y va. Moi, je sais pas. En jour. Non. Allora no. Donc on l'a été mica. Perché ti mani a ditata di un dragon in Bastia allora? Infatti, dragone in corso vuol dire una riba, un ravin, e si chiama così perché c'è una riba giusto accanto a Itada. Tra Gidadela e Aitada. Semplicemente. È semplice. Di sicuro. Bon. Perché tutto il mondo, quelli dragon è una T, ma è diventato un francese la jetée du dragon. Du dragon. Donc tutto il mondo è questo dragone, chi sa fa, che sapete? Non da vedi. Chi lampa u vogu, a Nanta Bastia. Cos'è? Game of Thrones in Bastia? Bon, allora, te 80 punti, ma in Bastia ci sono in testa con 100 punti, bravi. E continuiamo girando a Sciapacappu. Sciapacappu, indizi Antoni, è semplice, 4 indizi per ritrovare il nostro Sciapacappu. Al primo indizio potete pigliare 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate per trovare su Sciapacappu, lista 0, primo indizio, Patrizia. Allora, da un 16° secolo abbiamo barrette guide. Per il 21° secolo sono consagrato a San Usano al design. Boba. J'ai eu plusieurs vies depuis le XVIe siècle et au XXIe, je me consacre entièrement au design. È un personaggio. È un personaggio. Ascoltate l'indice, poi così troverete. Allez, un altro indizio, giusto appunto, ascoltate bene. Faccio parte di un patrimonio storico di l'isola. E so anche stato un museo, ma negli anni 1980 sono stato spolverato da quelli che volevano imparare il corso. Dunque qui abbiamo risposto alla vostra domanda. Resighiamo un'onda? No. A Badiela. A Badiela? No, non è mica Badiela, no. Interessante come risposta. Perché? Allez, un altro per 40 punti. Benché sia all'ombra e agitadella di Gorti, Paoli ha fatto di me un fanale che sperdia isolumi in tutta l'Europa al XVIII secolo. Oui. Ludo. L'Università di Gorti. L'Università di Corti. No, non è mica l'Università di Corti. Ci avviciniamo, L'ultimo indizio per 30 punti. Ascoltate bene. Il governo di Corsica indipendente si riunia in una mesala di lati come un consiglio di università più di 200 anni dopo. Dunque, a cosa pensate? Il Palazzo Nazionale. Il Palazzo Nazionale, risposta a il Palazzo Nazionale, che rassedia di un governo di Corsica, sotto Paoli, l'indipendenza, e poi dopo è stato un museo, è stato di nuovo aggrottato a tempo a prima università, poi dopo gli studi corsi della seconda università e poi a c'è stata la presidenza dell'università di Nu e a Grotta Uva Blab di fondazione messo in valore la fondazione di Corsica. E che conoscete ben intesa. Bon, allora, Allegria, te 80 punti, ma l'amica di Juve ci porto sono in testa con 130 punti, bravi. Ma va, adesso è la finale, un qua gatta cieca, le vediamo. Allora, potete ripigliare un po' di punti, ma ci vuole rispondere come non ci vuole. Così pigliate 10 punti, ma se vi sbagliate vi cacciamo i 10 punti e regaliamo l'altra squadra. Allora, cominciamo anche una canzone a corsa. Tra conosciuta, mi dite? I Diamadialesi o Mare di Ghina. Mare di Ghina, Diamadialesi, risposta buona. Continuiamo. De Vamos à la playa. Allora, tocca a voi. C'est Vamos à la playa. C'est les deux, hein. Vas-y, mi dite? Je sais pas. C'est Che di? Buon titolo, ditemi un Vamos titolo. alla playa. Vamos alla playa, un questo freddo, di sicuro. Bon, e il titolo, qual è che cantava?
Vamos à la plage. Vamos à la plage. Ils n'ont fait qu'une chanson. Hein. Vous avez oublié la bouée. Hein. Dira Rigueira qui canta. Ouais. Rigueira. 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 Bultemo in corsica, allez. Fields of Gold et Allora. Alors, nel momento in cui aperti la corsa, Sting e Muvrini, Fields of Gold. Terre d'or. Terre d'or, Fields of Gold, Fields of Gold, Sting, en cui Muvrini, avete tutto. Hein. Avete tutto. Ça vous dit les années 80 ou pas du tout? Oui. Oui, allez. Et Astre. Oh. Allez, grille. Le chanteur Non. T'as le look Coco. T'as le look Coco. Tu as la M. Je sais. Elle a la peau. C'est qui c'est? Ouais. Ne le dis pas. Non. Dites ma peine. Oh, je suis là. Qui era un homme di La Roche-Valmont? J'ai pas entendu. La Roche. Chi era un homme di La Roche-Valmont? La Roche-Valmont. Qui cantava donc. T'as le look. Ah, c'est gentil, mi. Risposta una. Oh, trovatemi a stu film. Je sais. C'est nous. C'est nous? C'est toi qui t'appelles. Dansons sous la pluie. Chantons sous la pluie, dansons. Singing in the rain. Singing in the rain. Chantons sous la Singing in the rain. Sapete quelle che cantava o no? Frank Sinatra. No, un è Michele chi ballava. Frank Sinatra. No, un è Michele chi ballava. Wow. Zovradi. Un cugnato Charles Sinatra. Jen Kelly. Mi ero ricordato mica di Jen e Fred Kelly. Astaire. Tanto ballatore, oh, babà. No, non era mica Fred Astaire. Fred Astaire ha fatto Gesù altri Guggi. film. Ma Singing in the Rain era Jen Kelly, risposta 1. Allora, boh, e che con 100 punti, Sabio Antoni di stasera, con 150 punti, so, l'amici di Uretuburto di Bastiglia. Allora, regali. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di azogas a cui creazione profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti industriali di Corsica Gastronomia. E qua, a ringraziarvi di giocare con noi. Venite a giocare poi di noi a sabiantoni.tv, poi dopo ci passeremo una bella stonda insieme. Ringrazio torno al pubblico di stasera e a me Sabiantone, a me Patrizia, Catacega. Buonasera. A presto. Da qui una stondetta all'informazione, volta non via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.